Noi abbiamo un'idea che la qualità veneta ha sempre pagato e pagherà ancora, però il momento non è dei migliori perché arriva prodotto da un'infinità di destinazioni diverse da quelle che erano prima, che effettivamente crea un po' di disagio e di preoccupazione. All'indomani dell'accordo sul prezzo del latte fissato dal Ministero dell'Agricoltura, che sarà per i produttori di 0,54 centesimi di euro a litro a gennaio, 0,53 a febbraio e 0,52 a marzo, l'Associazione regionale produttori latte del Veneto si è trovata attorno ad un tavolo a Castelfranco, insieme all'assessore uscente Federico Caner, per fare il punto della situazione e indicare le strategie future. Nei mesi scorsi il mercato è stato invaso da prodotto di altri paesi con abbassamento di prezzo corrisposto ai produttori, il che ha creato disagi e polemiche. Non che i prezzi fissati risolvano tutto, ma almeno dettano il futuro. Sinceramente sarei stato più preoccupato che non ci fosse stato un riferimento, perché viviamo una giungla di chiacchiere e di considerazioni e il fatto di partire da qualche punto fermo dà l'idea che in effetti il Ministero qualcosa di buono l'ha fatto. È vero, 53 sono pochi per gli allevatori, però in un momento come questo c'era da preoccuparsi di chi aveva le disdette in mano e non poteva consegnare il latte. Un prezzo che però per qualche allevatore non è nemmeno di sopravvivenza. Probabilmente per molte stalle, per esempio nell'area alta della nostra cooperativa, della provincia di Belluno o le terre ancora più alte, sarebbe un prezzo che non è in grado di consentire la sopravvivenza alle stalle. Prezzi che non hanno inciso molto sul consumatore, ma evidentemente sugli allevatori e sui prodotti, e l'inizio del prossimo anno sarà cruciale. Quello che può succedere adesso nel 2026, i primi mesi saranno molto difficili, perché fare un prezzo a livello ministeriale non è che risolva tutti i problemi, perché che comanda è il mercato. Se il latte nel mercato ce ne sarà troppo, ci sarà dei ribassi ancora ulteriori. Contro questa invasione, per il latte veneto c'è solo una possibilità. Le nostre armi a disposizione rimangono le stesse: qualità, 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 e soprattutto dobbiamo far capire ai produttori latte che l'offerta del latte è una vecchia regola di mercato, non cambierà mai. In questo momento qualche litro di latte in più ci ha portato a preoccuparci, dobbiamo riuscire a mantenere equilibrio nel mercato, è l'unico modo per trovare serenità.